una bimba vede la Vergine Santissima a Medjugorje. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un episodio molto bello, molto tenero che è accaduto a Medjugorje diversi anni fa. Ci troviamo sul podrobo in prossimità di una statua della Vergine Santa. Una mamma era in mezzo al gruppo dei pellegrini e stava tenendo in braccio la sua bambina, proprio sollevandola verso in direzione della statua della Vergine Santa, quando a un certo punto la bambina ha incominciato a cercare di divincolarsi dalla presa della mamma, dall'abbraccio della mamma, e ha incominciato ad agitare le braccine e a protenderle in avanti, urlando mamma, mamma, come se davanti a lei le fosse apparsa appunto proprio la Madonna, e la bimba fosse contenta di vedere la Vergine Santa e stesse cercando proprio di raggiungerla, liberandosi dall'abbraccio, dalla presa della mamma, e agitando le braccia come per favorire questo suo slancio appunto verso la Vergine Santa, che evidentemente vedeva solo lei. Bene, vi lascio allora queste immagini molto particolari, commoventi, veramente, che lasciano senza parole. Sicuramente, siccome il nostro Signore ha messo sui bambini, sulla bocca dei bambini, la verità, queste immagini, ecco, ci confermano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, della veridicità di queste apparizioni, perché un piccolo di quell'età per forza deve agire spontaneamente, non può assolutamente fare nessun tipo di simulazione. Questa bambina sembra essere protesa verso una figura materna che vede solo lei, sospesa nell'aria, e che si può sicuramente identificare con la Vergine Santa, la mamma di tutte le mamme, la mamma di tutti, specialmente dei bambini. Bene carissimi, allora vi lascio a queste commoventi immagini. A presto, santa giornata. Mira, 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 impresionante, macho. Mira cómo dice la Virgen, Impresionante. Mira, mira, mira.